Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! La sanità in primo piano. È bastata una mail del commissario Scura per riaccendere la miccia sull'Alto Tirreno sulla questione di sanità in attesa della riapertura dell'ospedale. Sentiamo. Un nuovo capitolo si aggiunge alla lunga e complicata vicenda della riapertura dell'ospedale di Praia a Mare. La strada è tutta in salita. La sentenza del Consiglio di Stato, che nei mesi scorsi, lo ricordiamo, ha annullato il decreto di chiusura, aveva riacceso le speranze. Ora una mail del commissario Scura, che ha risposto ad un cittadino di Praia, fa infuriare il sindaco Praticò. Gli leggo che cosa mi è pervenuto sul mio telefonino. Questa email porta la firma di Massimo Scura, che sta buttando ombre sulla cittadina e ha riferito in questa lettera delle cose che doveva dire già nel 2014 al Consiglio di Stato, che non ha mai detto, e si permette oggi a scrivere determinate cose. Perché non le ha scritte al Consiglio di Stato? Ha scritto il suo pensiero a persone che non hanno nessuna credibilità, perché lui lo fa solamente per creare disturbo e turbativa tra la popolazione. Io mi presenterò nelle massime autorità giudiziarie ad andare a denunziare questi fatti, perché adesso non ce ne può più di quest'uomo. Scura mi ha confermato che è vero che questa l'ha fatta lui, ha risposto ad un cittadino, e quelle cose invece li doveva dire in sede istituzionale, perché lui non è un uomo qualunque. Fatevelo dire da lui a chi difende, fatevelo dire da lui. Ci vedremo nelle sedi giuste, perché adesso basta. Mi vergogno a leggere la sua scrittura. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!